Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Chi ci separerà, che troviamo al numero 67. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Abbiamo cantato Chi ci separerà dall'amore di Cristo, niente ha separato dalla fedeltà, alla fede, all'amore a Cristo questi martiri che oggi ricordiamo, i primi martiri del Giappone, i santi Pietro, Battista, Paolo, Miki e compagni. Siamo verso la fine del Cinquecento, quando i gesuiti, espulsi da quella zona, dal Giappone, furono rimpiazzati dai frati minori che erano presenti nelle isole filippine. Iniziarono una predicazione aperta, pubblica, suscitando molte conversioni. Poi però la complicazione politica tra la Spagna e il Giappone provocarono una reazione violenta dello shogun Hideyoshi, che emanò l'ordine di imprigionare tutti i francescani e anche quelli che giapponesi avevano chiesto il battesimo. I primi arresti arrivarono nel dicembre del 1596 e in breve 26 arrestati, 3 gesuiti giapponesi, tra cui Paolo Miki, 6 frati minori e 17 laici francescani subirono il martirio il 5 febbraio 1597. Questi protomartiri del Giappone furono crocifissi e trafitti nella zona di Nagasaki, in un luogo dove viene conosciuto oggi come la Santa Collina. Ci incoraggino, nel testimoniare Cristo quotidianamente con coraggio. Chiediamo perdono dei nostri peccati per celebrare degnamente questa Eucaristia. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.
O Dio, forza dei martiri, che hai chiamato alla gloria eterna i santi Pietro Battista, Paolo, Michi e compagni, attraverso il martirio della croce, concedi anche a noi, per loro intercessione, di testimoniare in vita e in morte la fede del nostro battesimo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, voi non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: «Ho paura e tremo». Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue purificatore che è più eloquente di quello di Abele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore. Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande Re. Dio nei suoi palazzi, un baluardo, si è dimostrato. Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore. Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Abbiamo conosciuto, il tuo amore. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra. Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore. Alleluia, 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 alleluia. Di nuovo. Alleluia, 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 alleluia. Il regno di Dio è vicino, dice il Signore. Convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì.
Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, Gesù invia i 12, questa parte, diciamo, tra i suoi discepoli che conosceva meglio, i suoi amici, diciamo, la cerchia più ristretta, e li invia a due, invece di mandarli come 12 individui, preferisce mandarli come 6 gruppi di 2. Qualcuno potrebbe dire che 12 avrebbero raggiunto più destinazioni, però Gesù sceglie così. Ecco, l'importanza è quella che operassero insieme per portare il Vangelo agli altri. In un'altra pagina del Vangelo Gesù invierà un gruppo più grande di 72 discepoli e ancora una volta li invia a due. Poi pensiamo ai primi discepoli che Gesù chiamò, anche qui 2 gruppi di fratelli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, per dirci che è insieme che scopriamo il Signore ed è insieme che lo condividiamo con gli altri. Insomma, il cammino di fede non è mai solitario. Ecco anche la ragione, l'importanza di celebrare insieme l'Eucarestia, di non pregare da soli, di vivere insieme questo incontro con il Signore, perché la presenza anche all'Eucarestia ci ricorda che siamo come interconnessi con il Signore. Riceviamo il corpo di Cristo come membra del suo corpo, anzi è proprio Lui che ci fa membra del suo corpo, che è la ragione della nostra unità. San Paolo in una sua lettera dice in maniera molto bella, chiara: poiché c'è un solo pane, noi che siamo molti, quindi siamo diversi, siamo un solo corpo, perché tutti partecipiamo all'unico pane. Credo che sia una pagina questa che ci racconta un episodio, ci racconta una logica di Gesù e ci conferma in questa verità che la più grande forza di fede per la mia fede è la persona che cammina al mio fianco. Il Signore viene a noi attraverso la fede degli altri e passa agli altri attraverso la nostra fede. Non è una comunicazione di verità, sì, anche di verità, ma vissute, praticate, testimoniate. Qualcuno potrebbe dire, ma se guardiamo alla nostra testimonianza, alla nostra conoscenza, queste sono limitate. Ma questo non frena il Vangelo, non cambia, non fa cambiare Gesù nelle sue scelte, vediamo. I discepoli si sono mostrati fino a questo punto del Vangelo di Marco piuttosto imperfetti, anche poco recettivi nei confronti della sua parola. In un'occasione, durante la tempesta in mare, Gesù dovette rimproverarli: perché avete tanta paura? Non avete ancora fede? Ecco, la paura, la poca fede non impediscono che continui questa storia, perché è portata avanti dal Signore Gesù, è portata avanti dal Signore Gesù, da noi insieme a Lui, da Lui uniti soprattutto insieme a Lui. Allora ecco,
ci vediamo insieme. I punti di forza di uno, ecco, lo testimonia anche questa spedizione a due, potevano compensare le debolezze dell'altro. Ciascuno, questo vale anche per noi, ciascuno può avere qualcosa che manca all'altro e noi possiamo essere carenti di qualcosa che il Signore ha donato agli altri e che possiamo insieme condividere. Insomma, ripeto ancora questa parola, insieme. Abbiamo più probabilità di rivelare la presenza del Signore, questa sua presenza amorevole, fedele, piuttosto che come singoli individui. Così sia. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva i nostri mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore, il sacrificio di riconciliazione che ti offriamo nel ricordo dei tuoi martiri ci ottenga la vittoria sul peccato e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dai protomartiri giapponesi a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus,
veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ida e Bruna, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi protomartiri giapponesi e tutti i santi San Leopoldo che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Pane di vita tu sei, Signore, al numero 59. Pane di vita tu sei il Signore, pane del cielo che nutri il cammino, noi che veniamo alla mensa del regno, oggi con fede annunciamo il mistero. Questo è il mio corpo, prendete e mangiate, questo è il mio sangue, prendete e bevete, voi che accogliete la mia parola, della mia vita in eterno vivrete. Dio dell'amore, tu sei Signore, nuova alleanza e fonte di vita, noi ti accogliamo, dono del Padre, noi ti portiamo un sete infinita. Preghiamo. O Padre, che ci nutri di un unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che siamo mai separati dall'amore del Cristo, perché sull'esempio dei martiri Pietro, Battista e compagni possiamo vincere ogni prova nella fede del tuo Figlio, che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te.
Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Inno del Giubileo, pellegrini di speranza. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterna d'infinita vita, nel cammino io confido in te. Ogni lingua, popolo e nazione trova luce nella tua parola. Figli e figlie, fragili e dispersi, sono accolti nel tuo Figlio amato. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel cammino io confido in te. Dio ci guarda tenero e paziente, nasce l'alba d'un futuro nuovo, nuovi cieli, terra fatta nuova, passa i muri, spirito di vita. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel
Da Weiner Moda agli artigiani del vero Made in Italy di sempre. Tantissime proposte ed occasioni per uomo e donna con sconti fino al 50%. Acquista direttamente in azienda la moda creata al 100% in Italia. Una mostra senza paragoni con sconti fino al 50%. E ricorda, Weiner Moda ritira il tuo usato anche durante i saldi. Weiner, saldi fino al 50% e ritiro usato. A Saccolongo, Padova e su weinermoda.com. Manca sempre meno tempo al congresso provinciale dell'FNP CISL di Venezia. Il territorio veneziano si sta preparando con una serie di assemblee pre-congressuali che precedono il congresso dei prossimi 17 e 18 febbraio. Tra queste anche l'appuntamento di Noale, occasione per fare il punto sulle tante questioni di cui i pensionati desiderano discutere e per mettere al centro il tema del congresso, il coraggio della partecipazione. Quegli aspetti che riguardano il coinvolgimento delle persone nella maniera più diretta possibile, ascoltando i problemi che ci sono sul territorio, provando a coinvolgerli, provando a essere efficaci nella nostra azione appunto nel coinvolgimento per sollevare, per recepire quelli che sono i bisogni delle persone sul territorio. Naturalmente proviamo a farlo con la nostra rete di volontari che per fortuna ci danno una mano in maniera efficace, rete di volontari che formiamo continuamente, continuiamo a formare per essere appunto rispondenti alle esigenze di quello che è il territorio, per capire al meglio quelle che sono le problematiche che emergono. Negli incontri